Buon dì cari amici della Maratona Veneta, buona domenica. La parola è ancora la parola che designa quello che era il caos della Repubblica Veneta. Il dose. La parola dose si pronuncia correttamente, sebbene tutti quanti dicono il dose, quando che noi dice a Toscana il doge, perché la pronuncia con la G, in quel caso qua, dire il doge è una toscanata. In Veneto non si viene la G, è dose, ma non con la O aperta come che avevo appena detto adesso, il dose, ma con la O chiusa, il dose. Sta roba qua, la vera effettiva pronuncia, e perché? Perché la parola viene dal latino dux, no? Sulle monete era scritto dux venetus, no? Perfetto. Da dux progressivamente si è venuto fuori dose. Come che, vi faccio un esempio per parallelo, con una parola ordinaria che doparemo tutti i dì, da crux si è venuto fuori crose. E ora tutti i veneti, a partire da questa parola latina, crux, tutti i veneti, il lese crose, con la O chiusa, sentito ose, crose, per il stesso principio, sta ux qua, la reportemo da crose a dose. Donca, sto qua si chiamava il dose. Bon, i 120 dosi della Repubblica Veneta. Perfetto. A livello di scrittura, sto termine qua, e se poi che sta scritto con la S, con la X, d'altronde anche il Boerio stesso, sul dizionario del veneziano, e dice che la X si può pararla quando che praticamente era in casa in latino, con una funzione, diciamo, etimologica. Ecco. La pronuncia, per esempio, di Giorgio Muasso, che lei è anche lui veneziano del Settecento, il caso è dentro la sua raccolta, diciamo, delle parole, proto-dizionario, diciamo, del veneziano, dose, de volte lo scrive con la S, de volte lo scrive anche con la Z. Va bene? E ora, questo qua è il dose, l'aiettivo, che viene appunto da, lo metto qua sopra, ducalis, d'altronde è dux, ducis, no, ma ti vedi, sotto la X del latino, in realtà che si proprio pronuncia K e S. Donca, era dux, ducis, ducem, sono l'eser la pronuncia classica del latino, e ora vedi che sotto sta X in realtà che era una C. Che fine fa alla C? Se che c'è una E dopo, la si scommessa all'esere S e dopo S, no? Quindi crucem diventa crose, ducem diventa dose, bon. Però quando che alla raiza duc che metto vicino il morfema al che il me indica derivazione aiettivante, cioè poi sostantivo lo faccio diventare un aiettivo, ecco la K praticamente in te pronuncia medievale, ad esempio, la resta dura in questo caso qua la sega indossa, qua, anzi, ducem, qua, la se resta, diventa dolce, qua invece diventa dura. E ora cosa che capita? Che il dose, sostantivo, e vive in tel palazzo dogae, questo o dogal alla veneziana, diciamo, e questo qua è l'aiettivo, va bene? Ecco, queste qua sono due parole corrette in Veneto che abbiamo da parlare quando che parliamo della carga massima del Stato Veneto, della Repubblica Veneta, la Serenissima. Bon, se vediamo anche a domani con la nostra Maratona Veneta. Mi raccomando, da ancora in avanti spieghiamo la gente e parleremo altri per primi, perché tutto quello che sapevamo fin di prima non lo sapevamo, no, fin di prima di saperlo non lo sapevamo. Di conseguenza niente paura, siamo qua apposta tutti quanti per imparare, anche a me mi ha messo in corto di sta roba, ciappando in mano il Boerio e incorsendomi che il prescrive con la O chiusa. Porco cane, e perché ho detto? Ah, poi ho pensato effettivamente, questo qua è il passaggio, e donca il dose, va bene? Ciao gente, se vediamo domani con una nuova settimana da nostra Maratona Veneta.